Sesta corsa, cavalli anziani di categoria CD. Sono in 7 al via, 1 Tiago 3, Andrea Farolfi, 2 Attenti al Lupo, Vincenzo Piscoglio, 3 Ulassai, Maurizio Cheli, 4 Alpago VF, Alessandro Gocciadoro, 5 Vamo Blessed, Roberto Vecchione, 6 Valente FB, Antonio Di Nardo. In seconda fila 7 Americ Clemar, Roberto Andreghetti. Stacco della macchina, veloci, Tiago 3, Attenti al Lupo e Alpago VF. Cerca di passare al comando Alpago, manovra che riesce. Di fuori è Valente FB, poi lungo la corda è Tiago 3, attacca Valente FB. Reagisce il Sauro, arriviamo ai primi 200 violenti in 14 secco. Valente FB insiste al largo, risponde Alpago VF, poi Tiago 3 che segue i due davanti, Attenti al Lupo. Seguono poi Americ Clemar, Vaimo Blessed che prende la via del largo, in coda Ulassai. 400 passati dal figlio di Marajà in 28,5. Siamo sulla seconda curva con in vantaggio l'allievo di Alessandro Gocciadoro. Di fuori sempre Valente FB che si è dovuto adeguare al largo, poi Tiago 3 seconda la corda come l'altra volta, Attenti al Lupo è terzo lungo la corda. 44,6, passaggio davanti alle tribune. Le pariglie esterne sono formate da il treno esterno da Valente FB, Vaimo Blessed e Ulassai, mentre Alpago VF arriva al giro in poco meno di un minuto, sempre seguito alla corda da Tiago 3, poi Attenti al Lupo e Americ Clemar. Situazione ormai cristallizzata da quasi un giro, col chilometro che va via in 1.15.1, 15.3 la curva, sempre Valente FB ancora tonico all'esterno. Poi Vaimo Blessed, Alpago VF in comando, Tiago 3 sempre secondo alla corda davanti, Attenti al Lupo, retta di là passata in 14,4, cavalli sulla curva, insiste al largo Valente FB che sta mettendo pressione al Alpago VF, poi Tiago 3 che ora la destra libera, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, ancora tonico all'esterno Valente FB che attacca il battistrada, retta d'arrivo, Alpago VF cerca di reagire, Valente FB che se l'è guadagnata tutta con un percorso all'esterno veramente notevole e viene a vincere una bellissima corsa davanti a un comunque valido Alpago VF al terzo Tiago 3, 28,7 a chiudere, 14,2 la retta d'arrivo, 1,13,6 la media al chilometro, vittoria veramente convincente, tutta aria in faccia, Valente FB, il figlio di Ganymede, Musa del Ronco, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo al training, la fa tutta di fuori, riesce a mettere un'incollettura davanti a Alpago VF che ci ha provato fino alla fine, ma viene a vincere una corsa veramente notevole. Questo Valente FB su Alpago VF è il terzo Tiago 3.